Federico Berto, 16 anni di Brescia, ha trionfato nell'edizione 2013 del Percotto Canta, la Kermesse canora friulana, sbaragliando nettamente gli avversari. 19 i finalisti, saliti sul palco della splendida cornice di Villa Caselli. Ancora una volta Percotto Canta si dimostra fucina di giovani e anche over talenti provenienti dopo una severissima selezione da tutta Italia. Gente di giuria, Grazia Di Michele. Hanno presentato la serata la collaudata coppia Giorgia Bortolossi e Andrea Sambuco. Le parole del vincitore. Soddisfatto, 16 anni, arriva da Brescia, dunque le sta dura? Sì, è stata molto dura, ma davvero sono contentissimo per questo premio, inaspettato davvero. Ecco, io non ti ho sentito prima, ma ti ho potuto ascoltare e apprezzare dal vivo nella tua esibizione quando sei stato decretato vincitore. Hai questa particolarità, un po' come Mengoni, diciamo. Marco Mengoni è davvero grande. È il tuo idolo? Sì, è davvero bravissimo. Infatti sono andato anche al suo concerto a Brescia perché mi piace molto come canta e poi ha una tecnica fantastica e infatti diciamo che cerco di trarre Prendi gli spunti, dai. Qualche spunto dalla sua tecnica e sì, è un grande. Senti, due battute al volo perché insomma 16 anni, però non siete così, diciamo, timidi. Ma io fai il palco, dai. Io canto da sempre. Ma si vedeva subito. Da sempre, ho fatto lo Zecchino d'Oro da piccolo, poi Hai fatto lo Zecchino d'Oro con Cino Tortorella. Esatto, nel 2003, sì, e poi Ti lascio una canzone nel okay. 2009-2010. E diciamo che ogni volta che devo salire sul palco sono sempre molto emozionato perché davvero l'emozione che trasmette il pubblico è sempre grandissima. Poi in questo concorso con questa orchestra davvero fantastica, l'emozione è stata ancora più forte. Bravissimo, davvero. Bravo maestro? Bravissimo. Famoso? Assolutamente sì, sono fantastici. Senti, un consiglio da dare ai tuoi amici che ti stanno guardando. Perché cantare? Perché cantare fa bene, è bellissimo e non bisogna mai smettere di cantare perché è la cosa più bella. Complimenti e auguri. Grazie mille. Spirito vincente e di gruppo, connubio esortato anche dal sindaco di Pavia di Udine, Mauro Di Bert. Beh, ormai non è una novità, Percotto Canta è un appuntamento importante, è un appuntamento che si è anche molto ambito da gente di fuori regione. Percotto Canta è senz'altro un'associazione di grande qualità. Cosa dire per l'edizione 2014? Ma è un'incognita, sarà senz'altro una manifestazione all'altezza, perché si sanno innovare di anno in anno con grande qualità e con grandi attrazioni.